Buongiorno e buona domenica. Oggi faccio la genovese. Ho preso 2 kg di cipolle, 1,5 kg di cipolla ramata, mezzo chilo di cipolla rossa di tropea, carote, sedano, pomodorini e mezzo chilo di carne a nicchia di primo taglio. Uso il mixer per tritare le cipolle. Guardate come le faccio. Non proprio frullate, sminuzzate. Adesso sminuzzo carote e sedano. Quando metto l'olio io non ho il senso della misura, lo metto sempre esagerato, che sono convinta che se ci ho mettito ci ho trovato. Ecco qua, io ho messo tutti gli ingredienti insieme, adesso ci metto un bel mezzo litro di vino bianco. Aggiungo ancora mezzo litro di acqua, un cucchiaino di sale, girato, tutto un misca Francesca. Almeno 2-3 ore deve cuocere la carne con le cipolle. Dopo togliete la carne e fate rosolare solo le cipolle. Dopo circa 6 ore la mia genovese è pronta. Ora ci vado a buttare un bel mezzano spezzato, chini parmigiano romano e pepe. Ma se voi chiedete a un genovano, ma a genovese è un piatto tipico di Genova, vi dirà, ma quando mai? Lo fanno solo a Napoli. Dico solo a Napoli perché questo piatto fu portato dai cuochi genovesi che stavano a bordo di nave. Quando approdavano a Napoli, loro amavano cucinare la carne con le cipolle. I napolitani ci piaceva e così nasce il genovese. Mo, buon appetito e buona domenica a tutti quanti.